prova. Ora si sente meglio? Sì? Ok. La chiudiamo, Claudia? Sì, possiamo anche chiudere. Allora, brevissimamente, come al solito, introduco l'ultimo incontro di Ideas to Chat. Alcuni di voi, purtroppo non tutti, ma per ragioni di spazio, saranno poi coinvolti nella fase laboratoriale che si tiene a fine mese. Dico non tutti perché purtroppo abbiamo una ventina di posti a disposizione per i Pacinotti e poi le altre scuole, ognuno sa insomma quanti sono destinati ad ogni scuola, e questo significa che ovviamente, vista la grande partecipazione a questi incontri iniziali, purtroppo non possiamo accontentarvi tutti, però insomma, riceverete poi nel giro dei prossimi 10 giorni la lista delle persone che saranno ammesse alla fase laboratoriale. Quindi oggi abbiamo l'ultimo incontro della fase iniziale, quella interdisciplinare che conoscete già bene. Diciamo che chiudiamo così come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato a parlare di letteratura e del significato di tempo nella letteratura classica. Oggi parleremo dell'incontro tra scienza e letteratura e nello specifico di Calvino. Le speaker, scusate, più o meno le conoscete già, le avete già viste negli scorsi incontri. Abbiamo Francesca Loi, Francesco Dodei e Cinzia Siti, che come sapete è docente della... va bene, ok. Quindi parleremo dell'incontro tra cultura umanistica e cultura scientifica, appunto nella persona, prendendo Calvino come fulcro, diciamo, di questo incontro. Lascio la parola a chi è più esperto di me. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, sono molto contenta di essere di nuovo qui. Concludiamo questa maratona, piccola maratona di quattro dialoghi, in realtà rispondendo forse alla domanda che ci saremmo dovuti porre all'inizio, ma magari arrivandoci dopo aver dialogato già in 3 incontri, avremo tutti e tutte sicuramente degli spunti di riflessione, diciamo un bagaglio con cui ragionare. E la domanda cardine è appunto: cultura umanistica e cultura scientifica possono ragionare? Ossia, se appunto prendiamo spunto dai grandi scrittrici del passato, il linguaggio con cui noi descriviamo il nostro mondo, parlando, scrivendo, e il linguaggio invece matematico con cui la cultura scientifica descrive il mondo, questi 2 approcci con cui noi vediamo e cerchiamo di intuire sia quello che appunto possiamo vedere, ma anche vedremo quello che non possiamo vedere, vogliamo chiederci se questi 2 mondi possono parlare, se si sono parlati in passato e hanno smesso di dialogare o se tuttora dialogano. E come abbiamo detto prima, appunto affronteremo questo argomento come si suole fare, diciamo, in questi incontri, con 2 punti di vista separati. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, vorrei ringraziare il Pacinotti che ci ha ospitato in questi 4 incontri e il Liceo Siot e il Liceo Dettori per la partecipazione veramente, diciamo, molto accalorata a questi dialoghi. E chiaramente Fondazione di Sardegna che ci ha permesso di fare questi incontri. Quindi oggi parleremo da un punto di vista, diciamo, di un'esperta della cultura umanistica e poi invece un'esperta della cultura scientifica, Cinzia Siti, docente, non ha bisogno di presentazioni, docente di lettere al Liceo Pacinotti, e Francesca Loi, che è una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Quindi iniziamo dalla cultura umanistica. Abbiamo detto che oggi ci guideranno le parole di Calvino e quindi chiedo a Cinzia Siti, da grande appassionata di letteratura, perché non sei solo docente di letteratura, ma estremamente appassionata di letteratura. Cosa ci sai dire di questo tema? Voi 2, diciamo, una docente di letteratura e un'astrofisica, possono dialogare? Allora, io potrei girare la domanda ai ragazzi, e visto che qui siamo accompagnati da alunni, alunne di un liceo dei licei classici, alunni e alunne dei licei scientifici, sarebbe bello porre questa
porre la questione ai ragazzi. Spesso anche quando si fa una scelta si dice no, io vado allo scientifico perché sono più bravo in quella materia, no, vado al classico perché ho una maggiore propensione. Certo, se dovessimo lasciare ai letterati la risposta, i letterati del passato, ma anche uno come Calvino direbbe che la questione non si pone perché di fatto la cultura scientifica non è mai stata una cultura settoriale non partecipe dei destini della letteratura. Se noi tornassimo un attimo indietro nel tempo e immaginassimo di essere a Padova in un giorno di cui che non ricordo esattamente, ma l'anno simile 320, potremmo tranquillamente partecipare al convegno del signor Dante Alighieri, che tenne una conferenza su questioni legate alla terra e all'acqua, l'emisfero, insomma, le terre emerse, le acque, e nessuno si sarebbe stupito che il grande poeta italiano, tra virgolette, fosse lì presente a discutere di argomenti di natura scientifica, tantomeno se noi entrassimo nelle sale di recitazione a Roma nel I secolo d.C. o nel secondo, ci stupiremmo di incontrare delle persone che ci leggono dei passi delle Naturales Questione di Seneca, perché era del tutto normale ritenere un intellettuale, un letterato, esperto anche di scienza. E così è stato per tantissimi secoli, fino a cito Leopardi, perché Leopardi fa specie, un ragazzo particolare a 15 anni scrive la storia dell'astronomia, certo non è che se la inventa lui così a 15 anni, è a Recanati, in questo bellissimo paese, ha un sacco di volumi e fa una cernita di tutte le storie dell'astronomia che sono state scritte, e a 15 anni pubblica, tra virgolette, un bellissimo volume che poi la Margherita Hack terrà in considerazione. Sappiamo che i genitori di Leopardi sono interessati alla cultura scientifica e portano i loro bambini alle competizioni di matematica, anche se Leopardi dirà ma io non capisco niente degli algoritmi perché mi avete portato qui a fare brutte figure. Comunque la cultura scientifica non era una cultura settoriale, né la cultura letteraria era una cultura elitaria, anche se noi oggi diamo per scontato questo, perché di fatto non c'era nessuna divisione fra i due saperi. Del resto, quando noi parliamo di scibile, lo scibile umano, noi teniamo in considerazione tutto ciò che si sa, tutto ciò che io so. Del resto prendiamo in esame il verbo scire, da questo verbo io dico so, e quello che io so può diventare scienza, cioè può diventare un sapere condiviso. Ora arriviamo ai tempi moderni, anche nei tempi moderni c'è questo luogo comune. Poi, forse non è un luogo comune ritenere che un docente di matematica non sia esattamente esperto nel padroneggiare la lingua italiana, e al contrario un docente di lettere non padroneggia i campi della matematica e della fisica, anzi non ci capisce niente. Questo può essere vero, è sicuramente vero, ma noi siamo dei poveri, come dire, mortali, e quindi diciamo sì, io sono esperta di questo, non sono esperta di altro, ma se noi parliamo di grandi menti, di eccelsi personaggi, ci rendiamo conto che la storia è completamente diversa. Partiamo dal positivismo. È il positivismo che ha messo a dura prova la coesistenza della cultura umanistica e della cultura scientifica. C'è stato un grande patatrac alla fine dell'Ottocento e si è cercato poi nel corso del Novecento di risistemare la questione. Se voi siete così curiosi potete cercare, scusate il mio inglese, un bellissimo saggio di Charles Piercy Snow, che credo sia stato edito nel 1959, che ha come titolo Le due culture alla rivoluzione scientifica, nel quale Snow dice: mi sono trovato a cena con dei letterati, sono rimasto veramente sbalordito della loro ignoranza, perché non hanno minimamente conoscenza di chi sia stato Newton, non conoscono nulla, insomma sono sconcertato. Che cosa succede? Quando Calvino vincerà una bellissima borsa di studio che lo porterà poi a Boston, si porrà il problema e si chiederà: ma è proprio vero che noi letterati siamo degli ignoranti e non abbiamo nulla da dire, non possiamo dialogare, non abbiamo nulla da comunicare? Il problema poi verrà trattato a fondo grazie alla frequentazione che Calvino avrà con Santillana, il fisico che a Boston insegnava dal 1960 in poi storia della scienza. Questa frequentazione sarà una frequentazione proficua per Calvino, ma dobbiamo anche tener conto che il Calvino non è nato in una famiglia normale, nel senso che i genitori hanno girato il mondo perché erano interessati, il padre di agronomia o agraria, la madre era una botanica molto affermata. Dobbiamo a Sassari i natali di questa donna, si chiama Eva Mameli, e quindi il bambino Calvino è sempre stato a contatto con persone
come si può dire, estranee al suo mondo, no, dentro il suo mondo, che avevano però questa attitudine particolare all'osservazione del mondo. Ora anche a scuola, quando noi affrontiamo lo studio, la conoscenza di quest'autore, ci fermiamo solitamente intorno agli anni 40 e non procediamo. Perché? Sia perché i manuali scolastici non ci danno molte informazioni, sia perché i programmi sono quelli che sono, sia perché non abbiamo tempo e quindi pochissimi alunni oggi conoscono opere che ne so edite negli anni 80, negli anni 90. Noi abbiamo scelto quest'opera di Calvino che è proprio piccolina così, che si può leggere in 2 giorni per chi volesse, e che è un'opera molto importante perché porta a compimento tutto il processo che aveva in mente Calvino, cioè quello di unificare i 2 saperi e di portare avanti una letteratura che avesse proprio la tensione conoscitiva, lo spirito conoscitivo che è tipico dell'uomo di scienza, e quindi lui si pone nei confronti della realtà come si può porre un uomo che sta osservando anche un particolare che è invisibile all'occhio umano. Del resto, quando gli si chiederà a Calvino, ma tu ritieni che l'uomo di scienza abbia qualcosa in comune con con l'umanista, con lui dice sì, in comune entrambi hanno, come dire, la ricerca, questo spirito, come dire, ininterrotto, questa passione verso la conoscenza del mondo, e dirà di più: io non mi accontento della conoscenza del mondo, vorrei andare verso ciò che va oltre l'umano, cioè ciò che non conosciamo. Noi possiamo raccontare ciò che non conosciamo. Ora io non so a che classi appartengano questi ragazzi, certo se qualcuno di loro ha già letto, che ne so, l'Incipit del Paradiso, e forse ricorderà che Dante dice transumanar significa per verba non si poria, e Dante dice ok, io proverò a raccontare come l'incontro con Dio, non garantisco nulla perché del resto transumanar, voglio dire, chi è che è in grado di andare oltre l'umano? Io ci proverò con le mie parole, però non garantisco niente. Ovviamente Dante fa tutto questo gioco di parole, poi dà una rappresentazione geometrica dell'esistenza di Dio, che è una rappresentazione bellissima, e lì si scopre veramente la cultura a 360 gradi di quest'uomo. Ma Calvino risponderà a Dante dicendo sì, anche io voglio andare oltre l'umano, anche io voglio andare transumanum ire, con la differenza che se tu Dante ritieni che sia ineffabile descrivere il Dio, io credo invece che debba diventare effabile la descrizione della realtà, per quanto la realtà sia agli occhi umani sfuggente. Io so che non potrò mai raccontare quello che vedo, però ci provo. E provandoci, il signor Palomar, che è il personaggio di questo bellissimo libro, che è l'ultimo libro. Io lo chiamo libro perché, com'è? Palomar. Io lo chiamo libro perché in realtà noi non potremmo, seguendo le categorie estetiche del Novecento, definirlo un romanzo, nel senso che sono 27 prose, ognuno può leggere quello che vuole. È molto carino il libro perché il signor Palomar, nella prima parte di queste prose, è in vacanza al mare. Siccome noi abitiamo a Cagliari, o comunque qualcuno di voi, anche se abita nell'entroterra, ha esperienza delle spiagge, sarà bello seguire la passeggiata che il signor Palomar fa durante una mattina di vacanza di fronte alla distesa marina, diciamo così. Improvvisamente, poi non so se lo possiamo analizzare. Io adesso leggerò alcune parti di questo, facendo questa premessa. Io perché voglio rappresentare, io perché voglio descrivere? Io voglio descrivere perché il letterato ha come obiettivo quello di descrivere, di copiare il mondo in qualche modo, di fornire una copia del mondo come è sempre stata la letteratura, una copia virtuale, ovviamente non può essere reale, però cercherò di fare di tutto perché la mia descrizione non sembri parziale. E così inizia questa passeggiata così. Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non sono le onde che lui intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge un oggetto limitato e preciso. Ovviamente noi che abbiamo esperienza di onde sappiamo quanto sia difficile isolare un'onda, anche se noi decidessimo, che ne so, prendessimo un metro in una spiaggia, cercassimo di delineare la zona di osservazione, noi ci renderemo conto che è impossibile per l'occhio umano dire dove si è generata l'onda, quale onda segue a quell'onda, se l'onda è trasversale, se l'onda è orizzontale, da dove viene, perché e come. Il signor Palomar vede spuntare un'onda in lontananza, crescere, avvicinarsi,
cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. A questo punto potrebbe convincersi di aver portato a termine l'operazione che si era proposto e andarsene. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile. Però lui insisterà nel cercare di raccontare l'onda. È un uomo un po' nevrastenico, come tutti quelli che hanno come obiettivo quello di cercare una soluzione a cose che non hanno una soluzione per la limitatezza umana. Uomini sì, in generale. Se mandi avanti leggo l'altro pezzo. Sì. Insomma, non si può osservare un'onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla. Questi aspetti cambiano continuamente, per cui un'onda è sempre diversa da un'altra onda, ma è anche vero che ogni onda è uguale a un'altra onda, ovviamente uguale per chi osserva, cioè per l'uomo. Siccome ciò che il signor Palovar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un'onda, cioè coglierne tutte le componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si soffermerà sul movimento dell'acqua finché potrà registrare aspetti che non aveva colto prima. Appena si accorgerà che le immagini si ripetono, saprà di aver visto tutto quello che voleva vedere e potrà smettere. In realtà la narrazione è molto ironica perché lui non potrà smettere. Inizia con un'onda, poi finisce a guardare le stelle, poi si infiltra in un prato e dice sì, ma io assolutamente devo capire quali sono i fili di questo prato, quanti sono, li devo contare uno per uno. Insomma, è un po' paranoico, come direbbero i miei alunni, questo signor Palomar, però il libro è molto interessante perché ci pone di fronte alla limitatezza umana. Quello che io vorrei vedere lo posso semplicemente immaginare, e siccome noi possiamo dire che la letteratura ha come punto di forza, penso anche insieme alla scienza, ha uno strumento potentissimo che è l'immaginazione, quindi io posso arrivare a capire la realtà immaginando quello che non vedo. Se lo immagino potrebbe esistere, ma se non immagino non posso neanche dare l'esistenza a ciò che non esiste. Insomma, è un personaggio molto particolare. Vi invito a leggere questo bellissimo libretto perché magari noterete delle somiglianze con voi se direte sì, in effetti anche io posso essere Paloma nelle mie vacanze al mare. Allora, grazie mille Cinzia, abbiamo già un sacco di spunti di riflessione, ora ascolteremo anche Francesca, però appunto pensateci perché poi mi aspetto appunto tante domande, abbiamo già tanti spunti di riflessione. Uno, secondo me, che accomuna stupidamente cultura umanistica e cultura scientifica, un po' di sana nevrastenia quando vuoi scoprire le cose e non riesci a scoprirle, questo diciamo banalmente, però abbiamo andando oltre, diciamo, abbiamo avuto tanti altri spunti, questo desiderio di conoscenza, di andare oltre, diciamo, quello che vediamo, il mondo reale, spingersi oltre, diciamo, l'umano, che vedremo sicuramente anche nella scienza, e per questo chiedo a Francesca, cultura umanistica e cultura scientifica, diciamo, stessa domanda, possono parlare, e abbiamo degli esempi, e diciamo qui ci siamo appoggiati a Calvino, abbiamo degli esempi di scienziati e scienziate che hanno abbracciato, diciamo, entrambi questi ruoli? Sì, ecco, io per affrontare questo argomento dal punto di vista della ricerca inizio col dire appunto che la ricerca è spinta a cercare nuovi linguaggi a 360 gradi, non solo nella letteratura ma nelle arti in genere, anche nel linguaggio più stretto, nell'utilizzare anche diversi registri, ok? E ho individuato più o meno 2 motivazioni di fondo per questo. Io farò un discorso molto pratico, molto meno filosofico ovviamente dei colleghi docenti. Il primo motivo è il vile denaro. Perché? Perché noi per portare avanti i nostri progetti di ricerca abbiamo bisogno di strumentazione, abbiamo bisogno banalmente di avere anche, che ne so, un computer, un telescopio da poter usare, abbiamo bisogno di fondi per viaggiare, per coltivare le collaborazioni all'estero, per presentare i nostri risultati alle conferenze, e quindi tutto questo richiede la disponibilità economica, no? E quindi succede spesso, anzi questa è una buona parte del nostro lavoro, che ci troviamo a dover competere tra di noi per accaparrarci questi fondi, perché come sapete le risorse non sono illimitate, quindi
dobbiamo spesso gareggiare e proporre dei progetti a un comitato che valuta e convincere quel comitato del fatto che il nostro progetto è un progetto di punta nella ricerca attuale che porterà dei risultati importanti, con delle ripercussioni incredibili, eccetera, eccetera. E spesso chi ci giudica, cioè non sempre può avere il livello di comprensione così profondo che abbiamo noi, perché man mano che tu vai avanti sei sempre più specializzato nel tuo settore e quindi devi trovare dei modi efficaci di convincere il tuo interlocutore. Questo nel caso in cui cerchi dei finanziamenti, ma anche in generale. E il secondo motivo che ho individuato sul perché la ricerca è spinta a cercare nuovi linguaggi è un po' più, lo definirei, non lo so, non ancestrale, però è un motivo molto profondo che è quello che ci ha spinte oggi a essere qua, a me e Francesca. Chi fa ricerca, quasi tutti, hanno il desiderio profondo di comunicare quello che stanno facendo, di disseminare i risultati, di raccontare alle persone, qualsiasi sia la loro professione, che siano studenti o che siano persone adulte o anche bambini, c'è il desiderio forte di raccontare a che punto siamo arrivati, cosa abbiamo scoperto. E questo è importante anche per creare una cultura scientifica. Penso che su questo siamo tutti d'accordo, sull'importanza di vivere il mondo, e prendere delle decisioni su base logica, non totalmente a caso, no? E poi qua si chiude il cerchio perché i fondi, i finanziamenti che noi utilizziamo per contribuire al progresso scientifico sono dei fondi, dei soldi che arrivano da tutta la comunità. Quindi anche in questo senso molto stretto e banale, tutto quello che noi facciamo non sono risultati che otteniamo solo in virtù di noi stessi, solo grazie al nostro perseverare, a volte in maniera maniacale sulle cose, ma è un risultato di comunità, è un risultato di società. Quindi è giusto che la società si senta partecipe di questo progresso. Ora, per farvi un esempio, io finora ho parlato la chiamo piccola scala, nel senso ho fatto l'esempio mio di Francesca, ma in generale dell'associazione che abbiamo, di tutte le piccole cose che noi cerchiamo di fare nel nostro quotidiano coinvolgendo le persone che stanno intorno a noi. Però esiste una grande scala, che è quella delle agenzie più famose, per esempio la NASA. Cosa è successo? Un fatto interessante che è successo nel 2016 è stato questo, che la NASA ha chiesto a degli artisti, ha lanciato proprio una chiamata a tutti gli artisti per fornire dei contributi che potessero veicolare un messaggio, ok? È un'opera che è uscita da questa chiamata, che è molto carina, è la cartolina che vedete qua alle mie spalle. Le cartoline voi forse non le avete conosciute perché dopo che sono arrivati i cellulari non si sono più utilizzate, però quando si andava in vacanza, vabbè, non penso che di doverlo spiegare, ma lo spiego lo stesso. Allora, sento un certo gap generazionale qua che me lo fa spiegare. Quindi quando si andava in vacanza, tu andavi, che ne so, alle Hawaii, volevi in qualche modo fare un saluto a un amico o farlo crepare di invidia, perché andava bene anche così, e gli mandavi una cartolina dove dicevi: ah, guarda, mi sto divertendo un sacco, beccati sta foto di questo posto meraviglioso, io sono qua, tu non ci sei. E in questo caso la cartolina, che non me la sono stampata, ha un titolo sopra che mi pare dica Agenzia Viaggi Esoplanetari, e poi si vede questo scenario, non si vede benissimo, però questo scenario molto particolare, sembra l'oblò di un treno molto grande, delle persone che sono affacciate e poi queste figure molto particolari. E il titolo dice Pianeta Speranza da Trappistuno. A questo punto qualcuno ha capito a cosa si riferiva, cioè che scoperta si voleva comunicare? Avete sentito di Trappistuno? No.
cerco di ricordarmi cosa ci fosse scritto sotto. Voted best. Votata come la vacanza, il luogo di vacanza migliore nella zona abitabile. Quindi sotto c'è una didascalia molto carina che avrei voluto leggervi per capire se il messaggio veniva veicolato bene, però è molto piccola, non riesco da lì, sì, questa parte, con la parte giù. E quindi niente, è una cartolina che dice a circa 40 anni luce dalla nostra terra vediamo un panorama mozzafiato con delle piccole e grandi lune che si stagliano su questo cielo rosso. Ma non sono vere lune, sono dei pianeti più o meno come la nostra Terra, illuminati da una gigante rossa. Questo è come la NASA ha cercato di comunicare la scoperta di un sistema di pianeti, un sistema planetario al di fuori del sistema solare, della nostra casa, composto da pianeti rocciosi che ruotavano attorno a una gigante rossa. Quando un pianeta gira attorno a una stella che non è il Sole, al di fuori del nostro sistema solare, si chiama esopianeta, lo chiamiamo esopianeta. E c'è una ricerca cioè, si cercano questi esopianeti, adesso non mi ricordo, ma ne conosciamo forse più di 5.000 allo stato attuale, si cercano per capire se c'è vita là fuori sostanzialmente. E questo è stato il primo sistema planetario, anzi di esopianeti, scoperto al di fuori del nostro sistema solare, con una buona condizione di abitabilità. Cioè, tendenzialmente sono stati stimati tanti parametri per capire se fosse verosimile che ci fosse la vita. Quindi capite che stiamo parlando di qualcosa di un risultato veramente importante, ok? E quindi si è creato a un certo punto un circolo vizioso, anzi virtuoso, non vizioso, virtuoso, perché la NASA ha chiamato in causa gli artisti per creare delle opere che potessero comunicare questa scoperta, ma d'altra parte gli artisti sono stati contagiati anche in maniera del tutto, cioè non costretti dalla NASA, ecco, sono stati contagiati da questa scoperta e hanno realizzato tutta una serie di opere che possono essere dipinti, installazioni 3D, esperienze immersive, di tutto contagiati da queste scoperte scientifiche. Ora, un altro esempio di come la scienza abbia influenzato l'arte è questo, la sonificazione delle onde gravitazionali. Anche qua le onde gravitazionali sono state scoperte il 14 settembre del 2015 con 2 strumenti negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione LIGO. E cosa è successo? Che anche qua si è cercato un modo per rendere ancora più, per avvicinarci ancora di più a questa scoperta, per renderla ancora più intrigante forse. Cosa stiamo guardando? Sostanzialmente, piccola premessa scientifica, qualsiasi corpo dotato di massa deforma lo spazio-tempo. Penso che durante il primo dialogo se ne è parlato un minimo di spazio-tempo. Non scendiamo troppo nei dettagli adesso. E comunque cosa è successo? Che sostanzialmente in questo caso è stato possibile rivelare un'onda gravitazionale grazie al fatto che 2 buchi neri, che sono 2 oggetti estremamente massicci e molto piccoli, si sono fusi e hanno creato una perturbazione, un'onda molto forte, talmente forte da essere stata rivelata dagli esperimenti LIGO. E quindi come dicevo, per rendere l'esperienza ancora più immersiva, non so se l'audio si sente, forse no. Vabbè, se volete ve lo faccio io, si sente il rumore di una caffettiera vecchia inizialmente tutto qua. Poi a un certo punto si sente un flip, flip, perché è il rumore di fondo. Poi a un certo punto, quando ci avviciniamo vedete che compare quest'onda, questa perturbazione. Vabbè, non fa niente, cercatevelo ragazzi, tanto ve l'ho fatto talmente bene che questo rumore, si è sentito. Di fatto solo spinotto. Ah, ok. Davvero? Vabbè, era praticamente identico a come l'ho fatto. Bellissimo. Questo blip è la trasformazione in suono dell'onda gravitazionale che vedete tracciata nel grafico. Ok? Ora, per concludere, anzi,
piccolo passaggio, cinema. Poi sono sicura che almeno 2 di questi film li abbiate visti, forse anche di più. E questo vi dà l'idea di quanto la scienza possa essere intrigante alla fine, sebbene appunto si dica purtroppo spesso che qua in Italia siamo degli asini, o ci sono geni oppure ci sono asini in materie scientifiche, che secondo me non è vero, ma a prescindere questi sono film che vengono visti più e più volte, c'è molto interesse e chissà perché. Ora, per rispondere all'altra domanda di Franci su personaggi importanti e famosi che hanno avuto anche un ruolo nella comunicazione della scienza, a me ci è venuto in mente Richard Feynman. Richard Feynman è uno dei personaggi più particolari che sia comparso sulla Terra, nell'area scientifica. Sì, era veramente un personaggio molto particolare. Pensate che non proferì parola sino all'età dei 3 anni, quindi torniamo qua. Qualcuno poteva pensare che avesse un ritardo anche nello sviluppo, e invece no, ci ha messo un po' di più a parlare, ma dopodiché ha fatto un salto incredibile, aveva un laboratorio in casa, si era costruito un sistema di antifurto per camera sua, ma stiamo parlando di quando era veramente bambino. A un certo punto ha non cercato di dare fuoco, però ha rischiato di dare fuoco a casa perché faceva esperimenti, aveva questo laboratorio. Comunque, personaggio molto curioso e un profondo conoscitore della natura, della fisica. Tant'è che era un fisico teorico molto brillante e nel 65 vinse il premio Nobel per i suoi contributi alla fisica nel campo dell'eletrodinamica quantistica, che non ve la spiego adesso ovviamente, però è una teoria quantistica del campo elettromagnetico, quindi le equazioni di Maxwell più quello che ha fatto Einstein per la relatività, non Einstein, più la teoria quantistica che è stata sviluppata negli anni 20 e 30 dello scorso secolo. La sua genialità stava nella semplicità, perché riusciva a comunicare in maniera veramente molto efficace. Tant'è che io penso anche Franci, ma tutti i fisici di qualsiasi generazione, a tutti i fisici di qualsiasi generazione è capitato di avere per le mani la fisica di Feynman, che è una raccolta delle sue lezioni tenute a Berkeley, giusto? Non lo ricordavo benissimo. E comunque, oltre a questo, ha anche scritto dei libri di divulgazione che sono molto interessanti. Io vi invito ad andare a leggerli. E con Feynman mi sa che mi taccio, perché sono andata un po' lunga. Grazie mille. Allora, si sta iniziando a delineare, diciamo, un po' la discussione. Abbiamo sentito i due pareri, abbiamo visto che ci sono tanti punti di incontro, appunto questa sete di conoscenza e questa voglia anche di comunicare la conoscenza che accomuna, diciamo, sia i letterati che gli scienziati, poi questo desiderio di voler condividere poi quello che si ha dentro la testa e che si pensa anche con le altre persone. Prima di proseguire, diciamo, noi abbiamo altri spunti, ma c'è qualche domanda su questi argomenti che abbiamo, su qualche cosa che vi ha, da fisica direi triggerato, però che vi ha fatto scattare un grilletto in testa? Allora ci continuate a pensare, perché in realtà sento brusio, quindi state continuando a pensare, però sono sicura che ancora appunto non c'è proprio il pensiero magari per fare una domanda, e noi andiamo avanti e parliamo appunto di un qualcosa che dalla nostra discussione, quando ci siamo incontrate, diciamo che abbiamo iniziato a pensare a cosa poter portare a voi oggi, abbiamo visto che c'era un qualcosa che veniva sempre fuori sia dalla parte, diciamo, della cultura umanistica sia dalla parte della cultura scientifica, che è questo desiderio appunto, come che è già uscito anche fuori, di voler afferrare il mondo e non soltanto quello che vediamo, ma anche appunto quello che non vediamo e che magari possiamo quindi solo immaginare. E quindi volevo chiedere a Cinzia,
come la letteratura ci aiuta a descrivere il mondo ed andare magari oltre a quello che noi vediamo e basta. La letteratura ha degli strumenti potentissimi per descrivere il mondo, per farlo immaginare, per farlo ipotizzare. E sono strumenti, direi, scientifici, nel senso che tu metti in mano a uno scrittore alcune abilità e sta allo scrittore combinare queste abilità. Quindi il grande scrittore combina abilmente, quindi il grande scrittore è colui che riesce a farti percepire la natura, a farti percepire uno stato d'animo attraverso proprio l'uso delle percezioni sensoriali. Però noi, siccome diciamo in partenza che le percezioni sensoriali educano alla conoscenza sensoriale, però lasciano grande spazio anche a quello che va oltre la conoscenza sensoriale. Quindi io posso presupporre, come dice Palomar, che tutto si origini da un'onda, io quell'onda non la vedo, però cerco di fartela sentire, cerco di fartela assaggiare. Allora anche D'Annunzio ha scritto una bellissima, lirica su Alcione, L'onda. Se voi la leggeste trovereste che la descrizione di D'Annunzio è una descrizione prettamente, direi quasi spirituale, nel senso che proprio tu senti il rumore dell'acqua e vedi i colori, mentre il lavoro che fa Calvino come prosatore è un pochino diverso, perché Calvino cerca di andare oltre la percezione visiva e io cerco di andare oltre la percezione visiva costruendo delle analogie, cioè costruendo dei paragoni tra ciò che l'uomo comune conosce e ciò che non conosce. Io ti spingo a capire come succede qualcosa basandomi sulle tue, cioè sul tuo mondo, sulle tue esperienze, però diciamo arricchisco la tua esperienza offrendoti delle occasioni ulteriori di conoscere. E quali sono le occasioni ulteriori? Quelli di immaginare sotto la spinta proprio della percezione. Ad esempio uno strumento potentissimo è quello della sinestesia. Io non riesco a descrivere esattamente una cosa, lascio che sia proprio, come dire, il disordine dei sensi a rendertela, perché talvolta è quel disordine che ti dà, che ti restituisce una sorta di ordine, altrimenti non sarei in grado di dirti che cosa c'è in fondo a qualcosa che io non posso vedere. Ovviamente la letteratura poi usa molto anche la tecnica dell'illusione. Io ti invito a giocare su un dato acquisito, poi sei tu che devi scoprire se il dato è realistico o non è realistico. Ad esempio Calvino scrive un bellissimo romanzo, Le Cosmicomiche, pubblicato nel 1967, questo ovviamente è più recente, nel quale invita tutti non ad andare oltre il tempo, ma a ritornare indietro nel tempo. In quel ritornare indietro nel tempo fa uso moltissimo dell'ironia, perché ovviamente scherza su che cosa? L'ironia si basa sulla incapacità dell'uomo di poter afferrare completamente la realtà. Infatti anche Palomar, quando si fissa su una cosa perché è ossessivo, si fissa su un piccolo dettaglio, sapendo già che non è quel dettaglio a restituire la vastità del punto che io sto osservando, ma quel dettaglio ti deve suggerire in qualche modo l'eternità. Lui dice così, no? Io mi avvicino all'eternità da un piccolo dettaglio. Poi ovviamente il lavoro che fa Palomar è un po' quello che la scienza definisce con l'aggettivo serendipitoso, che ne so, io cerco l'India e trovo l'America, io descrivo una piccola goccia d'acqua e da quella descrizione ti faccio immaginare il mare. Ovviamente tu lo puoi immaginare il mare perché io ti do occasione di conoscerlo e ti porto dentro un'esperienza sensoriale che è quella della descrizione fatta seguendo la percezione sensoriale. Ovviamente il risultato sarà sempre una realtà approssimativa, perché l'uomo non può giungere, almeno non con la letteratura, non con il linguaggio, perché il linguaggio può semplicemente educare alla visione, all'immaginazione, ma il linguaggio non sarà mai esaustivo, proprio perché l'uomo non ha nessuna possibilità di conoscere a 360 gradi il mondo che lo circonda, non ce l'ha, si deve accontentare di conoscere qualcosa e nel momento in cui anche la letteratura offre delle occasioni di crescita e di conoscenza, è lo stesso autore che dice sì, va bene, però sappi che quella conoscenza è sempre approssimativa e quando tu cerchi di cristallizzare in una forma una data conoscenza, dopo un minuto
quella forma non esiste più perché viene contaminata da altre forme, da altre percezioni, da altri punti di vista, da interconnessioni, da mutamenti che tu non avevi potuto in origine ipotizzare. Se leggiamo l'ultimo pezzo. Salui e trigo. La gobba dell'onda, venendo avanti, si alza in un punto più che altrove ed è lì che comincia a rimboccarsi di bianco. Ora, ipotizziamo che nessuno di voi abbia mai visto un'onda, però se io dico che in un punto specifico l'onda inizia a rimboccarsi di bianco, costruisco una sorta di messaggio analogico, perché do per scontato che tu conosca il bianco. Se poi io ti dico che l'onda si avvolge di bianco, si rimbocca di bianco e tu hai l'idea di qualche coperta che rimbocchi qualcosa, ti sto dicendo che cosa è un'onda, anche se tu non l'hai mai vista l'onda e non sai neanche di che colore possa essere questo rimboccarsi di bianco. Qui c'è la potenza ovviamente della combinazione degli elementi nella lingua, che è anche scientifica, perché non tutti sono capaci di produrre sinestesie o produrre procedimenti analogici o similitudini. Forse i miei alunni sì, non lo so, bisogna vedere. Però quando ci si aspetta che l'onda rotoli sul tappeto, anche qui l'immagine del tappeto è un'immagine nota. Poi bisognerebbe dire a uno che vive, ne so, in Amazzonia, se ha mai visto una spiaggia, e se gli dico tappeto, immagina di cosa stia parlando, ci si accorge che non c'è più l'onda, ma solo il tappeto, e anche questo rapidamente scompare, diventando un luccichio d'arena bagnata che si ritira veloce, come se a respingerlo fosse l'espandersi della sabbia asciutta e opaca che avanza al suo confine ondulato. Il signor Palomar non si perde d'animo e a ogni momento crede di essere riuscito a vedere tutto quello che poteva vedere dal suo punto di osservazione, ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto, ed è quel qualcosa che poi va a costituire il vortice della conoscenza. Io conosco un pezzettino e ti lascio in eredità il pezzettino che io conosco, poi tu magari scriverai un romanzo che colmerà quel pezzettino. Grazie mille. Cinzia ci tiene a dire grazie a Calvino, ovviamente stiamo usando le sue parole, ma lei ce le sta spiegando in una maniera che tutte state rimanendo in silenzio perfetto, quindi sei carina. Allora, quindi abbiamo avuto altri grandi spunti di riflessione che sono sicura torneranno, perché abbiamo visto che appunto come il linguaggio usato in una maniera quasi scientifica, quindi come un linguaggio scientifico può descrivere il mondo e anche aiutarci a vedere cose che non abbiamo magari mai visto. Noi non abbiamo mai avuto la percezione di un'onda e tramite questo linguaggio riusciamo appunto a immaginarcelo. Quindi la prima domanda che faccio a Francesca adesso è, dal punto di vista diciamo più scientifico, come avviene la stessa cosa? Come possiamo vedere cose che possiamo magari solo immaginarci e che magari non si vedono? Questa è una bella domanda, ma secondo me voi già un po' potete rispondere. No, aspetta, questo devo tornare indietro, vero? Sì. Vabbè, spoiler, tanti spoiler, ok, arriviamo qua. Quindi parlando di cose di cui non abbiamo una percezione diretta, la prima cosa che a me è venuta in mente è lo spettro elettromagnetico. Questo l'avete visto, rivisto, sapete che cos'è? Sì? Oh, fantastico. Che cosa ci dice questa roba qua? Cosa ci suggerisce? Una cosa fondamentale, che è quello che possiamo vedere con i nostri occhi, è una fettina minuscola della luce che esiste in natura. Noi in natura abbiamo luce, quindi onde elettromagnetiche che hanno una diversa lunghezza d'onda, alcune sono più strette, alcune sono più larghe, ma non sono solo sulla Terra, sono anche tutto l'universo. Tutti gli oggetti emettono luce in tutto lo spettro elettromagnetico, quindi non solo la luce che possiamo vedere con i nostri occhi, ma anche per esempio i raggi gamma, raggi X, ultravioletto, infrarosso, microonde e radio. Ed è importante andare a vedere questa emissione che è invisibile, di cui noi non abbiamo una percezione diretta. È molto importante perché ogni tipo di luce ci racconta un aspetto particolare di quell'oggetto. È un po' come se
facciamo l'esempio proprio scemo. Se con la luce visibile io riesco a distinguere il colore dei capelli di questa ragazza, con i raggi gamma vedo il colore della pelle, con le microonde posso vedere il colore dei vestiti e così via. Quindi capite il senso? È un carattere, un aspetto di quell'oggetto che mi viene rivelato solo a determinate lunghezze d'onda. Un esempio diretto che abbiamo di come riusciamo però a percepire questo invisibile ce l'abbiamo qua a casa, il Sardinia Radio Telescope. Anche qua, io ogni volta che ne parlo faccio la domanda: quanti di voi conoscono, hanno visitato il Sardinia Radio Telescope? È un sondaggio che faccio sempre, alzate le mani. Sì. Qualche mano quella c'è. Ok, dai. Eravate distratti, vi ho beccato. Allora, il Sardinia Radio Telescope è un'antenna radio, quindi si becca la radiazione invisibile che arriva dalla parte delle onde meno energetiche, queste che hanno le onde, la lunghezza d'onda più grande, ok? Ed è uno strumento veramente importantissimo perché ci dà accesso a un sacco di informazioni. Io lo uso per osservare galassie e massi di galassie perché vado a vedere le cose più grandi che ci sono nell'universo, altri lo usano per studiare le pulsar, questi oggetti, queste stelle di neutroni rotanti che emettono degli impulsi, ma c'è tanta altra roba. E con telescopi di questo genere, telescopi radio, si possono fare scoperte importantissime, tipo questa. Anche questa è un'immagine che sono sicura abbiate visto. E qua mi soffermo su un aspetto che mi preme sottolineare ogni volta che parlo con chiunque. Questa immagine qua, questa fotografia del buco nero, che tra poco spiego che cos'è, è il risultato dello sforzo di più di 300 ricercatori sparsi su 80 istituti. È uno sforzo collettivo. Ci sono volute un sacco di persone per mettere insieme questa foto. Ma cosa stiamo guardando? Stiamo guardando radiazione radio, luce radio, raccolta da tantissimi telescopi in rete sparsi su tutto il mondo, perché dovevamo arrivare a una precisione, a una risoluzione tale da aver bisogno di lavorare con telescopi che stessero molto lontani uno dall'altro. Anche il Sardinia Radio Telescope lavora in questo modo, ok? Quindi in rete con gli altri telescopi. Quindi per spiegarvi ora cosa stiamo guardando, voglio utilizzare questo supporto che questa è una simulazione scientifica, no, che un po' ci spiega quello che sta succedendo. Cioè, cosa vuol dire che questa roba è la foto di un buco nero? Sì, è una bambina che vuole girare attorno alla giostra, si lascia trascinare attorno alla giostra. Cosa sta succedendo a questa bambina? Questa bambina sta ruotando attorno a un punto. Questo più o meno è la stessa cosa che succede alla materia. La materia ruota attorno al buco nero perché è attratta gravitazionalmente dal buco nero. Prima o poi ci cadrà dentro, giusto? Ma ruotando, siccome mica ruota piano come questa bambina, ruota un po' più veloce come questo scemo qua che se si fa malissimo, quindi però questo finisce un po' diversamente perché cade fuori. Poi c'è la forza. Oh, bravi, bravissimi. Quindi, però in questo caso la materia ruota, accelera, e in fisica sappiamo che se una carica accelera, perde energia sotto forma di luce. Quindi quello che state vedendo è la luce che emette la materia che prima o poi cadrà dentro il buco nero. Per quello si parla di ombra, perché il buco nero è un oggetto compatto e che assorbe qualsiasi tipo di luce. È impossibile vederlo in maniera diretta. Però una foto così gliel'abbiamo fatta. Quindi questo per parlare dell'invisibile. Mi pare di aver detto tutto. Sì. Grazie mille. E quindi qui vediamo appunto i due diversi approcci che poi però in teoria alla fine, in pratica alla fine cercano di dare all'uomo, diciamo alle persone gli stessi strumenti, cioè andare oltre appunto il visibile, cercare con l'immaginazione, pensando e poi diciamo con due linguaggi magari differenti ma con lo stesso scopo poi cercare appunto di andare oltre l'invisibile.
E un po' l'abbiamo visto, diciamo, prima con il pezzo di Calvino che ci hai letto prima, Cinzia. Però volevo appunto chiedere, di ragionare, diciamo, gli ultimi 5 minuti, poi sono sicura che ci saranno delle domande. Questo viaggio, appunto, questo tentativo dell'uomo di andare, di afferrare appunto la conoscenza, avrà mai una conclusione? Può avere una conclusione? Una conclusione letteraria? No, perché l'uomo non può arrivare a nessuna conoscenza scientifica reale, quindi la letteratura non può raccontare. Allora, la letteratura può raccontare ciò che non si vede perché lo può fare intuire, ma non lo può, ma non potendolo vedere non lo potrebbe mai descrivere. Posso descrivere solo le cose che vedo, te le posso fare immaginare, te le posso fare, non lo so. Pascoli dice che bisogna regredire e pensare di essere bambini per poter capire il mondo, solo la regressione, e cioè una sorta di lavaggio del cervello, tutti i tuoi punti legati alla razionalità devono scomparire, è l'irrazionale che ti fa conoscere, non il razionale. Invece nella scienza è il razionale che ti fa conoscere. Ma serve anche l'immaginazione. Serve anche perché tu devi ipotizzare che ci sia qualcosa che tu debba scoprire. Quindi la letteratura come fine è quello di tramandare. Ogni cultura ha tramandato un pezzo della conoscenza del mondo e tutti questi pezzi alla fine uniranno questo grande pezzo che però sarà sempre privo del fondamento perché l'uomo deve riconoscere, accettare i propri limiti e dentro questi limiti, come dire, volgersi con religioso silenzio, diciamo, di fronte all'universo. Questo dice la letteratura, perché non posso, io come autore faccio finta di essere Calvino direbbe questo. Mi adopero a, poi non so cosa ti potrò raccontare, perché ho dei limiti che devo comunque accettare proprio per il fatto che sono un essere finito in questo mare infinito. Questi leopardi, però vabbè, Calvino è un estimatore di leopardi. Grazie mille. E quindi diciamo che poi alla fine quando si realizza pienamente questo si torna alla diapositiva della bambina che ruota intorno alla giostra prima di vita, quando uno realizza diciamo come un po' Palomar che gli viene questa sensazione appunto di nevrastenia che non potrà chiaramente mai conoscere tutto, ma chi siamo noi per non aggiungere almeno un tassellino alla nostra conoscenza. E infatti per questo chiedo a Francesca da un tuo punto di vista, può avere una fine la conoscenza? Come ci si approccia alla scienza? Io girerei la domanda agli studenti a questo punto. Cioè, secondo voi si potrà in futuro arrivare a un momento in cui avremo capito tutto? Non ci sarà un problema, avremo capito perfettamente tutti i meccanismi che regolano la natura? No, tutti no. Non vedo neanche un sì, tutti no, tutti vabbè. Buono. Potrei essere d'accordo. Io per questa domanda ho chiamato in causa un'altra divulgatrice che in Italia è stata veramente fondamentale, una persona molto impegnata anche in politica e che ha cercato di dare il suo contributo non solo a livello scientifico ma anche nella società in generale. Margherita Hack. E Margherita Hack ha scritto questo, che vi vado a leggere. Nell'antichità l'uomo, ingannato dai propri sensi, riteneva che la Terra fosse il centro dell'universo. Poi ha capito che la Terra e i pianeti ruotavano attorno al Sole, posto al centro del Sistema Solare. In seguito ha compreso che il Sole è una stella come miliardi di altre, mentre l'inganno dei sensi aveva ancora fatto ritenere che il Sole si trovasse al centro della Via Lattea e che questa abbracciasse tutto l'universo. Nel tempo ha scoperto che il Sole occupa una posizione periferica nella Via Lattea, che questa è una galassia fra miliardi di altre e che tutte insieme costituiscono il nostro universo. E ora ci domandiamo, ma questo è veramente tutto ciò che esiste o è solo un universo fra infiniti altri? Questo dà un po' il senso di quello che poi è la ricerca. Noi costruiamo telescopi super performanti che
possono veramente farci indagare l'universo sino ai confini estremi dell'universo stesso e andare a vedere le cose con una precisione, un dettaglio che prima ci sognavamo e basta. Ma nel momento in cui lo facciamo, invece, cioè, a volte riusciamo a rispondere alle domande per cui abbiamo costruito quel telescopio, ma la maggior parte delle volte, e la bellezza sta in questo, scopriamo altre domande, scopriamo degli oggetti che non ci aspettavamo, scopriamo dei meccanismi che non avevamo mai visto prima. E quindi anche a me sembra un processo che difficilmente possa avere una fine, però alla fine si dice sempre che il bello del viaggio è viaggiare, non la meta, no? Quindi un po' questo dal punto di vista della ricerca. Grazie mille. Diciamo, questi sono un po' gli spunti che vi volevamo dare, quindi adesso vorrei chiedere a voi, sia se avete qualche domanda, ma anche poi chiedere a voi, diciamo, di dialogare insieme a noi su questa domanda, cioè voi nella vostra impressione che avete avuto sino ad oggi, secondo voi cultura umanistica e cultura scientifica si parlano, o nel nostro mondo attuale si è un po' persa questo dialogo? Diciamo, sono due mondi distinti che non si parlano e sono visti come due mondi distinti. Ci stiamo perdendo qualcosa? Potremmo fare qualcosa in più? Avete qualche spunto su questo? Anche solo qualche appunto dato di fatto. Io penso che la cultura umanistica e la cultura scientifica siano due mondi distanti nel mondo attuale. Nella vostra... Prego, vieni pure qua a fare la domanda così o dirci la tua opinione così tutti ti sentono. E dici il tuo nome così sappiamo chi sei. Sono Giacomo Valli. No, la mia era un'osservazione, non era una domanda. Era riguardo il fatto che, come avete detto appunto prima nel passato, i letterati erano anche considerati scienziati e appunto a mio parere si è persa questa concezione dello studioso come appunto in due sensi, quindi sia scienza che cultura umanistica, perché la nuova scienza ha imposto dei limiti che appunto sono molto più razionali rispetto a quelli che sono considerati dalla letteratura e appunto diciamo gli strumenti che l'uomo possiede da solo non sono più sufficienti a poter dire sono letterato ma sono anche scienziato riguardo ai canoni moderni dello scienziato. Ok, grazie mille. Scusa, non ho capito bene la tua osservazione e ti chiedo scusa. Tu dici che è una questione moderna e che nessun letterato oggi potrebbe sedersi a una conferenza scientifica, è il contrario? No, io dico che prima nel passato, essendo che c'era una concezione diversa sia del vedere il mondo ma anche della ricerca stessa, una persona poteva dire appunto come gli antichi, appunto sono un letterato ma ho anche la conoscenza scientifica, quindi erano due campi che andavano strettamente a braccetto. Sì. Appunto, non lo so, facendo degli esempi semplicissimi, Aristotele, che comunque era uno scienziato, un ricercatore, ma ha scritto anche molti testi. Insomma, quindi letteratura e scienza andavano di pari passo. Sì, devi scusa, ti ho interrotto? No, perché invece oggi sono visti proprio come ambiti completamente separati, perché non è la letteratura a vedere la scienza esterna, ma è la scienza a vedere la letteratura esterna a se stessa. È colpa di qualcuno, però aspetta, Aristotele non è un narratore, cioè Aristotele è un filosofo, Aristotele ha scritto dei saggi sulla fisica, ha scritto un bellissimo libro di estetica che è la poetica, ma non è un poeta Aristotele, né tantomeno è un narratore. Tu dovresti fare un esempio con Dante. Ecco, Dante è il poeta, ma Dante come poeta che tipo di cultura aveva? Una cultura scientifica completa, completissima, perché non c'è passo della Divina Commedia che non sia impregnato di considerazioni di natura geografica, astronomica, fisica. Non c'è un canto che tu possa considerare avulso. E come lo definiamo Dante? Un intellettuale?
è un poeta, Aristotele non è un poeta. Seneca è un poeta tragico, Seneca è un poeta tragico, però può scrivere anche le Naturales Questiones. Perché? Perché è un poeta. Che differenza c'è? Cioè, non basta scrivere per dire che uno è un narratore e uno è poeta, non basta scrivere. Diciamo che nell'epoca moderna è invalso l'uso di considerare chiunque scriva un narratore. No, aspetta, bisogna decidere scientificamente se tu puoi essere annoverato tra i narratori o se sei un poeta. E chi è che te lo dice che sei un poeta o sei un narratore? Intanto la scienza del linguaggio, che tipo di linguaggio usi, come comunichi. Però l'esempio che hai fatto di Aristotele è interessante, ma Aristotele non è nel senso che Aristotele non crea, cioè Calvino è uno scrittore, sì, perché uno scrittore è un letterato, sì, perché crea, perché inventa, perché ipotizza. Aristotele non crea letteratura. Dante crea questo viaggio megagalattico dentro il quale inserisce delle coordinate temporali e spaziali che sono il riferimento della cultura del suo tempo. È uno scienziato, Dante, sì, ha scritto dei libri interessanti, sì, tutti in latino, però li ha scritti. Leopardi ha scritto delle opere, lo puoi definire Leopardi uno scienziato? Sì, perché ha scritto delle opere. Poi è anche un poeta, sì, è un poeta, ma non perché ha scritto poesie è un poeta perché ha gli strumenti per poter comunicare attraverso la poesia. Io credo che ancora oggi la cultura umanistica e quella scientifica possano dialogare, anche perché entrambe hanno come obiettivo educare al senso critico. Ora noi abbiamo studenti del liceo classico, studentesse del liceo scientifico, qui tutti insieme. Penso che ciò che accomuni gli indirizzi sia l'educazione al senso critico. Poi è vero che voi vi odiate, quelli del Dettorio odiano quelli lo so perché funziona così, è giusto così e ci si diverte. Forse quando è stato inventato lo scientifico bastava semplicemente, che ne so, ampliare il liceo classico inserendo molte più ore di matematica, una cosa banalissima. Presto mi licenzierà Valditara perché non posso dire quello che penso, però se io fossi ministro dell'istruzione io abolirei la distinzione tra scientifico e classico, perché non ha senso di essere questa distinzione, non ha senso. E fare un unico liceo, un polo liceale, in cui ti fa bene fare un po' di grammatica greca in più e ti fa bene anche fare matematica, essere educato alla riflessione scientifica, non ti fa male, perché altrimenti si rischia sempre di andare a costruire dei saperi settoriali. Però quando io dico che tutti i licei hanno come finalità quella di educare al senso critico, lo dico perché ovviamente ci credo, ma anche le statistiche che cosa dicono? Che i diplomati al liceo classico entrano facilmente in medicina, quanto quelli dello scientifico, che comunque alla fine la finalità educativa è la stessa. Questa ragazza dice che non è così. È così. Però io lo scientifico lo vedrei un liceo con il greco, il classico lo vedrei un liceo con un maggiore interesse, perché poi ci sono questi, no? Ci sono degli indirizzi in cui si fa. Ma e perché ci sono? Perché comunque noi dobbiamo considerare, in qualche modo noi consideriamo lo scibile umano non in modo settoriale. Poi è vero che la cultura moderna è settoriale, ma ho detto in principio che lo è dal positivismo, perché è il positivismo che ha dato avvio a questa strada, e del resto è anche la cultura moderna che ti invita, ti devi specializzare devi fare quello. Invece, ad esempio, io amo moltissimo il liceo proprio perché il liceo non è settoriale e educa al senso critico a 360 gradi. Io non ti educo a cucinare il pollo arrostoli, tu puoi fare tante cose perché il tuo cervello è comunque attraversato da una serie di condizionamenti, mi permetto di chiamarli così, che poi vanno a formare la persona che sarai tu quando entrerai all'università. Dovrebbero comunicare di più la cultura umanistica e la cultura scientifica, anche perché hanno in comune la descrizione del mondo e la salvaguardia in qualche modo del mondo. Io ad esempio pensavo di essere una letterata tra virgolette molto settoriale, invece io amabilmente converso con le mie colleghe di matematica, fisica e di scienze, perché a me piace la molteplicità nella conoscenza, non mi piace la settorialità, per nulla. Diciamo che non
non voglio usare termini molto pesanti, ma non la ritengo comunque educativa anche per l'alunno. O sai, così dice, no, quello è bravo in latino, quindi è bravo anche in matematica. È tutto da dimostrare che uno che è bravo in latino sia bravo anche in matematica, perché ovviamente nell'apprendimento conta molto la passione che tu hai nell'affrontare la conoscenza. Però ecco, diciamo, io amo la conoscenza e credo che la cultura umanistica ancora oggi possa. Sai qual è il problema di oggi? Che molti si credono grandi scrittori e tu entri nelle biblioteche, nelle librerie e ti vendono romanzi da 2 soldi, ti dico un grande scrittore. Poi è tutto da dimostrare che sia un grande scrittore e che possa rivoluzionare il mondo quello scrittore. Sono pochi gli scrittori che rivoluzionano il mondo, come sono pochi gli scienziati, credo, che possano apportare grandi rivoluzioni nel mondo. Però ad esempio tu sei un ragazzo giovane, potrai apportarle. Ti devi proiettare. Io capisco il tuo punto di vista e mi ha fatto venire in mente una cosa. Io non potrei mai, anche io sono laureata in fisica, ho un dottorato in fisica, Francia è uguale, io non mi potrei mai svegliare domani, andare in ufficio da Francia e fare il lavoro che fa lei. Non è questo cioè, il senso non è questo. Il fatto che cultura umanistica e scientifica debbano conversare, debbano dialogare, non vuol dire che dobbiamo essere come un Richard Feynman che poi va per forza a scrivere un testo divulgativo o un testo per le sue lezioni per gli studenti universitari. La questione è rimanere in ascolto, cioè avere la capacità comunque di percepire quel messaggio, perché io da fisica mi devo privare un domani di andare a non un convegno, però magari una presentazione di un libro, una lezione anche di letteratura o a vedere una mostra, ok. Cioè io devo essere in grado, devo avere gli strumenti per approcciarmi anche a quel mondo. Non è che non lo devo fare perché non riguarda il mio lavoro. E dialogare significa soltanto, cioè significa principalmente stare in ascolto, questo è quello che volevo dire io. Basta. Sì, esatto. Esatto. La professoressa Vacca diceva, anche perché è vero che non dialogano, perché abbiamo visto tanti esempi in cui uno influenza l'altro. Esatto. C'è una necessità, anche per nuovi spunti, per un artista può essere la scienza, per noi è importante anche per capire come comunicare meglio un messaggio a seconda del contesto dove siamo, altrimenti insomma ci impoveriamo tantissimo. Quindi... Poi voglio dire, questo progetto qui che state portando avanti è una dimostrazione del desiderio di far dialogare. Sì, assolutamente. Qualche altra considerazione? Prego. No, era uno stiracchio. Forse la considerazione è quella, bravissima. È ammesso. Lo sai che... Io lascio. Qui ci vuole Kant per rispondere, quindi io rispondo, cioè Kant risponde per il mio tramite. E Kant ti direbbe questo. Il genio non è educabile, nessuno può educare al genio, nel senso che il genio non ha una scuola, anche se va a scuola, il genio non ha una scuola, mentre io posso far diventare medico chiunque, stabilendo però che all'interno di questi medici ci può essere il genio che magari scopre qualcosa che per 200 anni qualcuno ha ignorato. Essere uno scrittore è molto difficile, non basta andare a scuola. Altrimenti io sarei una grande scrittrice, ma non sono, perché non ho nessun talento creativo. Tu conosci grandi scrittori moderni? È difficile diventare un grande scrittore, è più facile diventare un bravo odontoiatra. Però anche lì lo scienziato ha bisogno di... Cioè io posso essere un grande scienziato, che adesso sono Galileo Galilei, che cosa ho in più rispetto a un'altra persona? Certo, tu mi direi non è un concetto democratico, ecco purtroppo ragazzi funziona così. La conoscenza non è democratica, nel senso che non tutti hanno la percezione, la capacità, la passione. Io non so quanti di voi siano degli studenti appassionati, però la passione risolve molti problemi, perché la passione ti porta dove vuoi andare.
Però ecco, grandi scrittori non si può diventare, non c'è nessuna scuola, anche se esiste la bellissima scuola di Torino Holden che chiede 12.000 euro l'anno, ti puoi iscrivere, ma se tu non hai un talento naturale non c'è scuola che possa insegnarti ad essere un grande scrittore. Si nasce scrittori, Kant dice così. Abbiamo visto la risposta di Kant, adesso vediamo la risposta. Io non sono d'accordo, anzi, Vedi, adesso litighiamo. sì, non sono d'accordo perché vi leggo un pezzettino di questo libro, no? Vi riassumo cosa dice. Feynman era appassionato di enigmi, ok? Ed era talmente, cioè, nel senso, era talmente appassionato che quando è arrivato a scuola non gli bastava il programma che gli facevano, quindi fortunatamente ha avuto un insegnante che gli dava libri più avanzati, ok? Quindi lui era in grado di risolvere delle cose che i suoi coetanei non sapevano risolvere, ma neanche quelli più grandi di lui, ok? E quindi tutti gli studenti più grandi andavano da lui per chiedergli di risolvere equazioni, cose, eccetera, eccetera. E sentite la frase che dice alla fine di questo racconto. Per ogni ragazzo che mi vedeva metterci 20 minuti a risolvere quel problema, ce n'erano 5 che mi credevano un super genio. Questo per dire che, a mio parere, il genio, sfatiamolo questo mito, la ricerca è un lavoro di gruppo, ci sono state e ci saranno delle persone illuminate, ma non dobbiamo focalizzarci su questo. Cioè, nel senso, cosa è più facile fare? Uno scrittore di successo o un fisico eccellente che vince il premio Nobel? Forse la domanda mal posta arrivati a un certo punto, perché dovete pensare a quello che volete fare voi, cioè quello che vi può dare più soddisfazione nella vita. Se scrivere dei libri che magari non sono neanche premiati, però hanno un discreto successo, questo svaluta il vostro piacere nel farlo, piuttosto a magari cercare una carriera scientifica che apparentemente può essere una carriera che vi dà anche delle sicurezze in futuro, che però non vi lascia niente. Cioè, non lo so, io ho un approccio molto, se volete, anche romantico alle cose. Penso che bisogna perseguire la propria vocazione. Se siete in dubbio tra due strade differenti, cercate di rilassarlo un po' questa pressione, perché provate con una e vedete come va. Cioè non sono scelte, non lo so, secondo me si può sempre tornare indietro se poi non siete convinti di quello che state facendo. Non agite per facilità, perché è giusto metterle in conto queste cose, però fino a un certo punto. Non lo so, scusate, ma... Credo che infatti alla fine abbiamo appreso che forse il nocciolo della questione era uguale, perché comunque ciò che poi ci deve spingere è la passione verso quello che vogliamo fare. E forse ritorniamo alla domanda alla domanda che abbiamo fatto prima su se questo viaggio ha una fine. Abbiamo detto forse non avrà mai una fine, però noi ci godiamo il viaggio, e anche qua forse non vinceremo il premio Nobel, forse non scriveremo un libro che rivoluzionerà il mondo, però intanto ci godiamo tantissimo, tantissimo questo viaggio. Ci sono altre considerazioni? Siamo giustamente giunti alla fine, in realtà ci avete seguito diligentissimamente fino alla fine, quindi un applauso a voi. Bravissimi e bravissime, ci avete seguito in questi 4 dialoghi. Appunto non finisce qui, per alcuni ed alcune di voi ci sarà la possibilità di rivederci nei laboratori, ma credo ci sarà la possibilità con tutti o chi vuole di rivederci poi per l'appuntamento finale, che sarà il 25 novembre. Ci rivedremo tutti, vedrete cosa i vostri compagni e compagne avranno fatto nei laboratori, avremo modo di riparlarci, quindi diciamo è solo un arrivederci. Grazie a tutti e a tutte. Non si sono distratti un attimo, è difficile da pensare se fare domande, ma sono stati precisissimi. Ciao ragazzi, ciao, a domani. Grazie poi, ti rinchiudete adesso? Vabbè, certo, per amore si dice questo.